La conservazione delle specie agrarie, vegetali e animali è una delle sfide del nostro secolo per risolvere il problema dell'alimentazione delle popolazioni future. Per questo motivo l'ONU ha designato il 2010 Anno Internazionale della Biodiversità. La Regione Veneto Agricoltura, la sua azienda che si occupa dei settori agricolo-forestale e agroalimentare, da anni lavorano per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità agraria. Veneto Agricoltura è inoltre impegnata nella difesa della biodiversità naturale, forestale e degli habitat di alto valore ecologico ed ambientale. Presso il proprio centro di Montecchio Precalcino, vicino a Vicenza, vengono raccolte, identificate e prodotte piante autoctone degli ambienti veneti, oltre a specie forestali utili alla riforestazione. Quando rimangono pochi semi di una varietà vegetale o pochi capi di una razza di animali, la ricchezza del loro patrimonio genetico, quindi le loro potenzialità future, sono irrimediabilmente perdute. Solo perché ritenuti scarsamente produttivi negli ultimi 50 anni, sono così scomparse, o ridotte a pochi capi, molte razze di pecore e di evicoli. Veneto Agricoltura, anche in collaborazione con altri enti, agricoltori e allevatori, ha quindi cercato di individuare e caratterizzare sul territorio le popolazioni animali e vegetali ancora presenti. Ha poi avviato campi catalogo per le cultivar frutticole e viticole e centri di conservazione per le razze avicole e ovine venete. Le attività di conservazione non sono semplici e richiedono sia azioni sul territorio a stretto contatto con gli agricoltori e allevatori, sia studi e ricerche per indagare la qualità dei prodotti e meglio valorizzarli sul mercato. Proprio da qui inizia il nostro viaggio, che noi chiameremo Un gene di speranza. Nel Veneto, fino a 50 anni fa, si allevavano una decina di razze di pecore. Nel 2000 solo 4 di queste era ancora allevato e il loro patrimonio genetico di variabilità della razza era seriamente compromesso per l'esiguità del numero di capi allevati. A Vigliago, nel Bellunese, Veneto Agricoltura ha così attivato un centro di conservazione delle razze ovine venete, dove vengono allevati oltre 150 riproduttori delle 4 razze: Alpagota, Lamon, Vicentina o di Foggia e Brogna. 2 delle 4 razze in conservazione presso il centro di Vigliago sono 2 razze bellunesi, la Lamon e l'Alpagota. L'Alpagota è caratteristica per la sua taglia media e soprattutto perché molti capi hanno le orecchie molto corte. Ogni nucleo razza è diviso in 2 famiglie di circa 20 pecore e 6-8 arieti. La riproduzione è pianificata in modo da rispettare lo standard morfologico proprio di ogni razza, cercando di aumentare anche la variabilità tra i capi allo scopo di conservarne il patrimonio genetico. Più volte durante l'anno, i tecnici delle associazioni allevatori coinvolte, quindi Belluno, Verona e Vicenza, visitano l'allevamento, valutano con i colleghi di Veneto Agricoltura i giovani agnelli e scelgono quelli idonei a ritornare nelle aziende degli allevatori. Da diversi anni Veneto Agricoltura utilizza la marcatura elettronica. La marcatura elettronica avviene attraverso l'inserimento di un bolo ruminale di ceramica che contiene un microchip. Questo bolo viene rilasciato all'interno del rumine dove rimarrà per tutta la vita dell'animale. Una volta che il bolo è stato inserito, si verifica con un apposito lettore che il bolo abbia preso la sua posizione all'interno del rumine. Siamo sul Monte Grappa. Questa è la Burlina, l'unica razza bovina veneta autoctona. Attualmente ne sono rimasti poco più di 300 capi, sparsi in una quindicina di allevamenti, tra le province di Treviso e Vicenza. È una razza molto rustica, pascolatrice in ambienti anche difficili di alta montagna. Ha una fertilità e longevità eccezionali.
L'Associazione Allevatori di Treviso, il Dipartimento di Scienze Animali dell'Università di Padova, altri enti territoriali e Veneto Agricoltura hanno fornito in questi anni un prezioso contributo per migliorare la conservazione della razza e la valorizzazione dei prodotti, in particolare dell'ottimo formaggio morlacco, tipico del Monte Grappa e prodotto con solo il latte di vacca burlina. Questa è una manza gravida che fra poco andrà a partorire. È un animale che vedete di statura taglia media, un animale che presenta un mantello tipico della razza burlina, un animale che produrrà o produce mediamente, quando andrà in produzione, intorno ai 45-50 quintali di latte. Quello che è importante è che il latte prodotto da questo animale ha un'ottima attitudine casearia e soprattutto ha un gusto, un sapore, il formaggio, che è estremamente buono. In questa azienda di Veneto Agricoltura conserviamo razze avicole tipiche della nostra regione. COVA, mai acronimo poteva essere più azzeccato. Gli obiettivi del progetto di conservazione e valorizzazione delle razze avicole venete sono presto detti. Salvaguardare le razze avicole venete a limitata diffusione, tutelando non solo un patrimonio genetico secolare, ma anche culturale e storico. E questi animali altrimenti non verrebbero più utilizzati, perché sono animali che hanno bisogno di spazi all'aria aperta, sono animali che per fare un pollo da carne hanno bisogno dei 5 mesi, sono animali che per fare l'uovo da produzione ci vogliono minimo 8 mesi e quindi non sarebbero più convenienti. Questo però è una cultura storica della nostra regione ed è compito della Veneto Agricoltura conservarlo. Il progetto tende a tutelare 4 specie, cioè pollo, faraona, anatra, tacchino, e 13 razze e le relative popolazioni. Si tratta di razze importanti per la loro rusticità, la resistenza alle malattie e l'adattamento climatico, e perché no, per ritrovare i sapori di una volta. Animali perciò interessanti per gli agriturismi, il biologico o le fattorie didattiche. Veneto Agricoltura ha istituito presso la propria azienda Sasse Rami di Ceregnano, vicino a Rovigo, il centro di conservazione delle razze avicole del Veneto. Operativamente il progetto COVA è attivo anche presso 4 istituti agrari del Veneto, a Feltre, Padova, Castelfranco Veneto e Montebelluna. Il termine biodiversità ci evoca anzitutto la salvaguardia delle specie animali, ma è altrettanto urgente raccogliere e conservare il germoplasma, cioè il patrimonio genetico vegetale delle specie orticole come i radicchi veneti, l'aglio polesano, il carciofo violetto veneto e la patata dolce. Veneto Agricoltura ha deciso che il sito principale dove svolgere questa attività è a Rosolina, nel delta del Po, nel suo centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana. Nella sezione dei radicchi, delle diverse tipologie venete, si va durante il periodo invernale ad selezionare le piante più meritevoli, quelle che rispondono all'idiotipo delle diverse tipologie. Nel periodo primaverile, quando le condizioni climatiche lo permettono, si devono trapiantare in queste screen house, che non sono altro che delle serre ricoperte di rete antinsetto, proprio per isolare queste piante e quindi pilotare gli incroci solo con le piante che abbiamo selezionato nel periodo primaverile. E dopo questa fecondazione, dopo questo incrocio, c'è la produzione del seme che deve maturare sulla pianta. Il seme deve servire per produrre piantine che poi si devono trapiantare nel pieno campo, vedere gli esiti della selezione e ovviamente conservare questo materiale, questo prezioso germoplasma di questo prodotto tipico del Veneto, dove tra l'altro il radicchio è nato. Il materiale vegetale viene anche conservato in vitro nel laboratorio di micropropagazione, come anche direttamente nei campi di coltivazione nei quali, fra l'altro, avviene anche la precisa caratterizzazione delle linee di radicchio, che meglio rappresentano la variabilità delle diverse tipologie. Per l'aglio polesano, 2 sono le varietà provenienti dall'ecotipo polesano, che si sono già iscritte presso il Registro Nazionale delle Specie Orticole: Bianco Delicato e Avorio,
delle quali Veneto Agricoltura si preoccupa anche della conservazione in purezza presso il laboratorio di Po di Tramontana. Per il carciofo violetto veneto, nelle due tipologie, quella veneziana di Sant'Erasmo e l'altra di Chioggia, la tutela della loro biodiversità è importante anche per le ottime prospettive di rilancio in chiave gastronomica. Tipicamente coltivata nel Padovano ad Anguillara Veneta e Stroppare località di Pozzonovo e nel Trevigiano veneziano a Zerobranco, la patata dolce ha una forte connotazione storica-culturale con il territorio. Per la conservazione di melo e pero siamo tornati a Ceregnano, nell'azienda Sasserami. L'attività, iniziata nel 1989, ha come obiettivo il recupero del maggior numero di varietà anticamente coltivate in Veneto, oggi in pericolo di estinzione a causa della diffusione delle varietà commerciali. Qui presso il frutteto sperimentale dell'azienda Sasserami di Veneto Agricoltura è stato costituito una specie di arca di Noè dove sono conservate 140 varietà di melo e 60 varietà di pero recuperate in tutto il territorio veneto. Il recupero di questo patrimonio vegetale tende anche al ripristino del paesaggio tipico della Pedemontana e della montagna veneta e in chiave economica riproponendo produzioni di nicchia con sapori e profumi ormai dimenticati. Ogni singola varietà recuperata e posta in conservazione viene caratterizzata e catalogata, valutando le caratteristiche pomologiche, cioè del frutto, e vegetative, vigoria, portamento, fioriture, epoca di maturazione, compilando apposite schede che descrivono le caratteristiche di valori analitici, in particolare il contenuto in zuccheri e acidità. Veneto Agricoltura ha anche predisposto a Ceregnano un piccolo vivaio, con lo scopo di realizzare altri frutteti dimostrativi e didattici nelle zone di origine e nel contempo incentivare la coltivazione, seppur limitata, delle varietà più interessanti per produzioni di nicchia locali. C'è un profondo legame tra vino e territorio. Operare per la conservazione delle biodiversità in viticoltura assume quindi particolare importanza. Le malattie della vite hanno segnato anche la sua storia. Basti pensare alla filossera, che ha distrutto nella seconda metà dell'Ottocento il vigneto italiano e non solo. Il diffondersi della flavescenza dorata nel Veneto, determinando l'estirpo di numerosi vigneti, ha reso ancora più attuale il problema dell'erosione genetica e la necessità di intervenire recuperando quanto ancora possibile. Di ciò si è fatta carico la Regione Veneto, in particolare per le cultivar e i biotipi in via di estinzione. Un'azione affidata a Veneto Agricoltura che ha avviato, sin dal 1997, uno specifico programma di intervento pluriennale, in collaborazione anche con il Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano, proprio per il recupero dei vecchi vitigni. In questo campo sono raccolte circa 350 tipologie di vitigni diversi. Sono stati raccolti negli anni, 10 anni d'attività, in quasi tutto il territorio veneto. Nel 1999 sono stati messi a dimora circa 138 biotipi, diffusi nelle province di Treviso, Padova e Vicenza. Nel 2000 e 2001 l'impianto è stato ampliato con l'introduzione di altri 130 biotipi e nel 2004 con altri 138. Queste collezioni sono state il punto di partenza per un lavoro di caratterizzazione che ha portato all'iscrizione al catalogo nazionale di alcune varietà di vite, come Corbina, Recantina, Turchetta, Marzemina Grossa e Cavrara a bacca rossa e Grapariol a bacca bianca. Attualmente sono in osservazione vitigni rodigini, padovani e trevigiani, recuperati con i nomi di Mattarella, Pattaresca, Recantina Pecolo Scuro e Recantina Pecolo Rosso. Mentre per la veneziana Dorona e il vicentino Gruaio sono in fase di completamento i dossier per l'iscrizione. Frumento e mais, con le loro farine, hanno garantito l'alimentazione base della popolazione rurale veneta per secoli. Alcuni enti ed istituzioni, con Regione e Veneto Agricoltura, mediante progetti di ricerca mirati alla tutela e conservazione delle vecchie varietà, hanno permesso la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie cerealicole autoctone ancora presenti.
anche se in maniera molto marginale, nelle nostre campagne. Ci troviamo in un campo di sperimentazione di mais in cui sono coltivati ibridi, le linee pure che servono per la costituzione degli stessi e anche delle varietà autoctone o vecchie varietà. E quello che emerge all'interno di questo campo è l'enorme variabilità, in particolar modo l'altezza delle piante che varia da 1,5 metri circa fino ai 3 metri e anche la formazione della spiga che può essere più o meno lunga o più o meno grossa. Per il mais, i risultati sono stati la raccolta e la valorizzazione di numerose varietà conosciute dagli agricoltori per il colore tipico delle loro granelle. La Regione Veneto negli anni ha investito risorse per il mantenimento della biodiversità, anche vegetale. In particolare nel campo del mais sono state investite risorse per il mantenimento delle varietà nostrane, marano, che è utilizzato principalmente per la produzione della farina da polenta gialla, il bianco perla, che è usato principalmente per la produzione della farina da polenta bianca. E nella pedemontana veneta è invece in corso la conservazione della varietà sponcio, adatta alla produzione di farina da polenta gialla. Tradizionali nelle famiglie rurali forse per secoli, le loro granelle di tipo vitreo si connotano anche per le caratteristiche organolettiche, ricche di proteine e di grassi, che le rendono adatte per la produzione di polente. Anche per il frumento sono in atto attività di recupero e valorizzazione di vecchie varietà locali, idonee alla panificazione. A Thiene, in provincia di Vicenza, Veneto Agricoltura si occupa di microbi, ma quelli buoni. Il suo Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari è impegnato da diversi anni nell'isolamento e nella conservazione di quelli provenienti da diversi alimenti tradizionali e nella loro caratterizzazione genetica e tecnologica. Sono state isolate e sono attualmente conservate diverse centinaia di microrganismi provenienti da formaggi, Asiago, Montasio, Monteveronese, Casatella Trevigiana, Piave, Morlacco, Bastardo del Grappa, Grana Padano, Spressa delle Giudicarie, quest'ultimo trentino, salumi, come Soppressa Vicentina e altri salami tradizionali, vini, Valpolicella, Soave, Prosecco, ed altri prodotti fermentati, impasti acidi per pani e dolci. Tutto ciò perché la biodiversità delle popolazioni microbiche presenti nei prodotti fermentati tradizionali, formaggi, insaccati, vino, rappresenta un importante fattore di differenziazione e qualificazione delle produzioni locali. I microorganismi isolati da produzioni tipiche del Veneto rappresentano un importante patrimonio. Da questa collezione, Veneto Agricoltura infatti li cataloga e li conserva, è possibile attingere microrganismi in grado sia di caratterizzare le produzioni locali che migliorare sicurezza e qualità organolettica e nutrizionale degli alimenti.